Patologie respiratorie allergiche, oggi 15° appuntamento di corso di aggiornamento sulle malattie allergiche e respiratorie. Sì, oggi effettivamente è il 15° appuntamento e dopo 3 anni di pandemia che non si facevano più convegni, finalmente abbiamo ripreso e c'è stata una grande partecipazione da parte di molti medici con un numero di relatori e moderatori di alto livello e ovviamente sono stati puntualizzati gli aggiornamenti che riguardano l'asma, che naturalmente è sempre, ricordiamoci, di natura allergica, perché in genere l'80% dei soggetti asmatici sono allergici, quindi iniziano con una rinite allergica, soprattutto in periodo primaverile come in questo periodo, e poi la rinite allergica si complica con l'asma allergico. Quindi nell'asma il caposaldo principale resta sempre i broncodilatatori con i corticosteroidi per via inalatoria, però ci sono altri farmaci tipo gli antistaminici, gli antileucotrienici che aiutano a migliorare. Però dell'asma bisogna anche sottolineare un altro aspetto, che oltre all'asma normale esiste la cosiddetta asma grave. L'asma grave è un tipo particolare di asma di cui ne soffrono in Italia ben 300.000 persone, mentre ricordo che i soggetti asmatici in tutta Italia sono 3 milioni. Però il 10% di questi, appunto 300.000, soffrono di un'asma cosiddetta grave. Cosa significa? Significa che è un'asma che non risponde alle comuni terapie e hanno bisogno delle cosiddette terapie biologiche, che sono farmaci molto costosi che vengono prescritti solo da alcuni centri prescrittori e hanno come caratteristica l'aumento di alcune cellule che si chiamano eosinofili. Quindi quando questi eosinofili sono in numero eccessivo vanno a colpire i bronchi e rispondono solo alla terapia con alte dosi di cortisone o con i farmaci biologici. Quindi prima si curava solo il cortisone, però sappiamo che il cortisone ha degli effetti collaterali, non si può fare a lungo. Quindi per fortuna sono venuti fuori questi farmaci biologici che permettono di curare quest'asma che prima possiamo dire era incurabile. L'altra patologia importante, come dicevo, è la BPCO, che significa broncopneumopatia cronica ostruttiva e che viene soprattutto nei soggetti fumatori. Quindi quando un soggetto fuma da almeno 30 anni si determinano delle alterazioni a livello dei bronchi che si induriscono, vengono proprio deteriorati, per cui si irrigidiscono e non si dilatano più, che noi dobbiamo considerare il bronco come un organo che normalmente si può restringere ma si può dilatare facilmente, perché il bronco ha una sua muscolatura liscia. Quando purtroppo questo muscolo si deteriora e si irrigidisce, chiaramente non si dilata più e quindi la broncopneumopatia cronica è più grave dell'asma, perché mentre l'asma con gli spray e con i farmaci inalatori riesce ad essere curata meglio, purtroppo nella BPCO quando si raggiunge un certo livello non c'è più niente da fare e i soggetti sono purtroppo destinati ad andare incontro all'insufficienza respiratoria e quindi andare avanti solo con l'ossigeno a permanenza. Il fenomeno nel nostro territorio che dimensione assume, dottore? Allora, nel nostro territorio soprattutto l'asma ha un carattere molto notevole, perché da noi purtroppo ci sono tanti pollini e il polline principale è la parietaria, conosciuta anche col nome di erba di vento. La parietaria purtroppo determina tanti casi di allergia che purtroppo oltre alla rinite determinano l'asma, perché i pollini della parietaria sono talmente piccoli che superano la barriera nasale e arrivano facilmente ai bronchi. Da lì infiammano i bronchi, naturalmente i bronchi tendono a restringersi, per cui diciamo che l'asma da noi conta un numero notevole di persone. I broncopatici cronici purtroppo, come in tutta Italia, più o meno hanno una percentuale abbastanza elevata dovunque, perché i soggetti che fumano purtroppo sono molti e si pensa che andranno sempre a peggiorare, perché non solo il fumo ma anche l'inquinamento ambientale, che va aumentando sempre più, determina anche fattori negativi per quanto riguarda la bronchite cronica ostruttiva. C'è un'asma pericolosa che è quella di notte. Esatto. Questa è una cosa molto preoccupante, vero? Insorgono soprattutto di notte. Questo perché succede? Perché durante la notte noi produciamo un cortisone endogeno. Questo cortisone endogeno è maggiore durante il giorno e diminuisce durante la notte. Quindi questo cortisone endogeno che noi stessi produciamo nel nostro organismo ad opera delle ghiandole surrenali, in un certo senso ci protegge i soggetti asmatici maggiormente durante il giorno.
Invece durante la notte questo cortisone endogeno diminuisce e quindi i soggetti sono più esposti ad avere le crisi asmatiche. Ho parlato dell'asma da reflusso gastroesofageo, cioè spesso questi due fenomeni non vengono collegati, ma in effetti invece ci sono forme di asma molto grave legati appunto al reflusso gastroesofageo, che quei rigurgiti che si possono avere, specialmente durante la notte, che danno una maggiore gravità dell'asma. Ma non solo l'asma, ma ci sono problemi di laringiti, di otiti, di sinusiti legati al reflusso gastroesofageo. E quindi occorre attenzionarlo, specialmente dai nostri colleghi medici di famiglia che appunto avviano una corretta diagnosi questi soggetti, quindi a una corretta terapia. Quindi in questi casi che consigli dare, dottore? I consigli sono Prevenzione, ecco, qualcosa per evitare? Ritornare alla nostra dieta mediterranea che difficilmente provocava questi reflussi, evitare il fast food per esempio. Il fast food è una causa di cronicizzazione di reflusso gastrico, perché le cose saporite e voluttuarie sono Quindi saporite. cibi fritti, insomma Cibi tutte queste fritti, cose gli pesanti. alcolici, il caffè, il fumo, tutti questi problemi possono incentivare in un soggetto predisposto a queste problematiche che sembrano quasi, diciamo, una cosa banale, un po' di tosse, però in effetti si cronicizzano, possono sfociare nell'asma. Ecco. In particolare se avvengono di notte, no? Di notte avvengono di notte, e queste quando avvengono di notte i genitori, se si tratta di un bambino oppure gli stessi adulti, corrono subito dal medico e dice stanotte stavo soffocando, ecco, per dire, no? E queste cose bisogna appunto identificarle e curarle. E a livello farmacologico? E a livello farmacologico, quando si tratta di disturbi che non sono asma, gli inibitori di pompa a cicli possono essere utili a ridurre la sintomatologia. Prima di tutto la prevenzione alimentare, giusto? E poi i farmaci come gli inibitori di pompa, l'anzoprazolo, pantoprazolo, tutte queste categorie di farmaci, ma anche se si tratta di un asmatico, i farmaci per l'asma. In questo momento sono usciti dei nuovi farmaci per l'asma come gli antimuscarinici, che agiscono proprio sulla patogenesi di questo benedetto reflusso che determina appunto anche l'asma. Ecco, il fenomeno, ultima domanda, come si manifesta nelle fasce di età maggiormente? Allora, in genere comincia in tenera età, già nei neonati, nei bambini, nei lattanti si può avere il reflusso gastroesofageo. I pediatri sono diventati bravissimi a identificare questi problemi, perché è già quasi fisiologico nel lattante avere il reflusso, però poi con gli anni, quando si va in età pediatrica o in età giovanile, se non vengono adottati dei presidi tipo la prevenzione, tipo alcune abitudini alimentari, possono sicuramente aggravare la situazione, specialmente se è un soggetto asmatico, allergico, allora la gravità aumenta.